Dove hanno lasciato qualche traccia? Che ne so, acquisti oppure investimenti. Ma come possono averli spesi? Cosa succede qua? Dove me la dai? No signora, tranquillo, non succede niente. Dai, vai a casa, non penso niente a guardare. Ispettore, gara a perdonarli. La gente è semplice, ma brava gente. No, come da voi altri, sopra la bassa Italia, che siete tutti banditi. Ecco, bravo. Ma faccia stanca, ispettore. Sai che ha dormito poco stanotte, eh? Andiamo qua al bar, se ci vogliamo un caffè. Il bar è come se fosse mio. Dai, andiamo al bar, dai. Come buoni amici, dai. Dai, ispettore. Pezzo di merda. Ispettore, guardi che aspetto al bar, quel caffè. A vedere qua quel mano in giro i coglioni. Dai, aria. Per passare la fine. Lascia perdere, guarda qua. In una settimana quella roba facciamo 100 volte tanto. Ma è assa stare che tutti i giornali ci danno addosso, i politici strillano, la polizia sta facendo il 48. A me non interessa. Guarda qua che così dice i giornali, la gente. Ma che cazzo me ne frega la giornata? Sta attento! Avanti, dai, muovete, lavora cazzo! Quello là per una settimana si sono scordati tutti. A Venezia in Giudecchieri, stanno mettendo il naso dappertutto. Ormai si sono presi il racket dei mototaxi per turisti. La settimana scorsa uno dei nostri è sparito. E la Luna gira roba che non è nostra! Oggi ti dai prove che se stai giudichini, eh? Cosa devi? E le prove? Ma pensi di essere in tribunale che hai bisogno delle prove? Cosa? Se non ci pensi subito, poi ti fregano la carriera sotto il culo. E se non sono loro, ce ne sono altri 100 pronti a farlo. In questo mondo c'è solo una roba che conta. Non sei tu e non sono io. L'unica roba che conta sono questi, gli skate. Sei skate che conta, sei skate che resta, sei skate che comanda! Lavora! Buonasera. È acceso? Buonasera, benvenuti a questa serata con Giampaolo Manca e il Doge. Prego Giampaolo, vogliamo salire. Con noi anche Diego Palotto che ha impersonato Manca nel film. Anna Buono che da 6 anni accompagna Giampaolo nel suo percorso e Alessandro Abrosini, giornalista d'inchiesta, che ci racconterà anche qualche aneddoto sulla mala del Bretta. Glielo facciamo un applauso a Giampaolo. Giampaolo, prima di raccontare un attimo, perché siamo qua, tu anche col tuo libro e tutto, ti posso chiedere una cosa provi ogni volta che rivedi queste scene egregiamente interpretate da Diego, ecco più, sei stato molto bravo, insomma. Un applauso anche a Diego. Un applauso. Che bella domanda, cosa provo? Dove? Quando ti rivedi nelle scene sentito lo stesso? Sì. Quando ti rivedi in queste scene, o la prima volta che hai visto questa scena? Allora, la prima volta mi trovavo nel carcere di massima sicurezza di Voghera e appunto c'era la voce che stavamo girando il film, eccetera, eccetera, e fino a che, allora, nel carcere non possiamo vedere Sky, eccetera, eccetera. Magari molti diranno anche Sky, però non c'è. E poi ho dovuto attendere la 7 forse,
E quindi tutti incuriositi perché comunque sia parlava di noi, di quella maledetta storia. E quando ho sentito che c'era un attore che mi interpretava, giustamente, incuriosito, e ho visto lui. E mi sono detto, ma sto qua è della mia banda. Perché, ragazzi, lui non mi conosceva. L'interpretazione che ha fatto Diego è stata eccezionale. Mi ha stravolto e ho detto, ma ero così io. Ci sono delle scene molto molto dure, cruente, che ancora oggi quando le vedo soffro moltissimo, e quindi lui non so come sia riuscito a fare quelle scene, è un mostro. E quindi oggi qui lo dico ufficialmente, ci è stato proposto un film dagli americani, io ho imposto che Diego faccia la parte di Giampaolo Manca, perché è stato troppo bravo, e quindi nel panorama mondiale io ritengo che bravi come lui non mi conosceva. Ma diciamolo fino a quando non ti conosceva, però, veramente. Io è stato lo stesso. E quindi cosa è successo? È accaduto che tramite degli amici comuni ho detto devo conoscerlo, perché in primis devo congratularmi, e poi sentivo il bisogno di parlare con lui e ho scoperto una persona stupenda, meravigliosa, brava di cuore, e insomma dai, ci siamo subito capiti. E che dire, oggi ho l'onore che lui sia qui con me, perché diciamo che non è stato facile. Poi dopo naturalmente sarà lui che vi spiegherà cosa ha significato questa parte così brutta, tra virgolette brutta, nel senso che è una storia vera, e lui è stato bravissimo a interpretare il mio personaggio. Tieni pure il microfono. Allora, Giampaolo Manca, penso la maggior parte lo sa, essere componente di spicco della Mala del Brenta, con un passato pesante che ti porti dentro. Ha cominciato a 12 anni quasi per scogliarrata. Cosa è successo a 12 anni? Cosa, ribellione? Cosa... Sì, è stata, dice bene se mi permetti di darti del tu, Assolutamente sì. Paola, Sì? è stata una goliardata in un certo senso, ma anche una ribellione a ciò che accadeva a casa mia. Io ho avuto un padre severissimo, che credeva che con la violenza, le botte, pensava di inquadrare i propri figli. Io sono gemello, Fabio, quindi alla mia età, e quindi pensava che con la violenza, con le botte, di poterci insegnare a come vivere nella vita, ma così non è. Un ragazzino di 5, 6 anni, 7 anni che sistematicamente viene picchiato, dai, poi la violenza che ricevi, almeno io così l'ho capita, così come mio fratello Fabio, è una scuola di vita, assurdo dirlo, ma è stato questo. E quella violenza che ti rimane dentro, man mano che avanti la tua vita, dici l'ha fatto mio papà, e quindi con rammarico poi io e mio fratello l'abbiamo fratelliata. E poi ecco cosa è scaturito, che quella violenza mi ha portato ad essere una persona cattiva, maligna, perché è vero, senza scrupoli. E quindi sono ricordi che rimarranno per tutta la mia vita dentro, e sono ferite che non c'è cura, vi assicuro. Ma dobbiamo spiegare a Giampaolo anche che tu quando
abbiamo visto prima la scena là sul film, skate, cioè i soldi, quindi se posso anche magari chiedere a Anna che ti ha seguito, che da 6 anni ti sta seguendo in questo percorso, potere e soldi, quanto conta, quanto pesa, anche per dopo, finito, fare un percorso di recupero dopo, per dimenticare questo potere forte che ha i soldi sulle persone. I soldi a cosa servono? I soldi servono a riempire un vuoto. Giampaolo ha spiegato bene il suo vuoto da dove proviene, dalla mancanza d'amore. Tutti noi, quando abbiamo un vuoto, dobbiamo riempirlo. Con cosa lo riempiamo? Lo riempiamo con cose. Il vuoto avrebbe bisogno di essere riempito con l'amore, ma l'amore non c'è. L'amore, se anche ci fosse dato da altre persone, ci manca delle figure genitoriali che sono quelle che ci danno l'identità di persone, perché noi ci rispecchiamo negli occhi dei nostri genitori. Un genitore che ti maltratta, che usa violenza, ti fa capire che tu non sei una persona amabile, che tu sei un figlio cattivo. Il figlio crede di essere una persona cattiva e si costruisce un modello di cattivo. Ma allora i soldi a cosa servono? Servono a comprare le cose che mi danno un po' di gioia, che mi riempono il vuoto, che mi riempono l'ansia, che mi riempono l'angoscia e la solitudine. Allora un vestito diventa importante, un pantalone di 300 euro come si comprava Giampaolo, forse anche di più, io non lo so perché non capisco queste cifre, va bene, dà una gioia di 10 minuti, ma non è l'amore. E allora l'accettazione che non c'è, no? Dalla famiglia. Ma allora dove andiamo a cercare questa accettazione? Andiamo da chi ci accetta perché come noi siamo, va bene? Non amabili secondo noi, e cattivi, e la rabbia che ci esplode dentro tutti i giorni, no? E allora il mezzo per procurarsi queste cose è il denaro. Allora noi andiamo, come ho detto prima, da chi ci accoglie e insieme andiamo a fare il denaro. Chi ci accoglie non sono persone migliori di noi, sono persone che hanno le stesse problematiche nostre, forse un po' diverse. Qualcuno può avere la povertà, qualcuno può avere la non accettazione, qualcuno può avere la mancanza della madre, la mancanza del padre. Però ricordate che sempre la famiglia è quella che dà l'input, per cui quando noi abbiamo i giovani dobbiamo renderci conto che i responsabili sono i genitori, sempre. Quando una persona delinque ha problematiche con il padre, quasi sempre, perché il padre è la legge. Chi non sa amare ha problematiche con la madre, perché la madre l'amore non gli ha insegnato l'amore. Tutte le persone che si rivoltano contro la legge è perché si rivoltano contro la figura paterna, secondo me. Poi vi racconterò come ho conosciuto Giampaolo. Giampaolo e perché Giampaolo è una persona che secondo me ha fatto un percorso serio e importante. Allora qui siamo in un circolo cattolico, va bene? Io ho incontrato Giampaolo in una comunità di Don Oreste Benzi, va bene? Tutti aspettavano questo della mafia del Brenta, tutti terrorizzati, no? Ecco, io quando l'ho visto ho capito subito che questa è una persona che in fondo è una persona che avrebbe potuto essere recuperata, una persona buona. Ho visto la bontà, voi ditemi come hai fatto a vedere, però io l'ho vista. E allora in questo circolo cattolico che siamo qui, che ci ospita stasera,
Voi tutti sapete che noi siamo stati creati a somiglianza di Dio. E allora se vi guardate l'uno con l'altro, o guardate Giampaolo, o guardate qualsiasi persona, e dovete sempre cercare dove è Dio. Ecco perché non ci saranno ingiustizie se voi cercate Dio negli altri. E capite che in fondo a questo uomo o a qualsiasi detenuto che io ho incontrato, io ho visto una luce e ho dato la fiducia, ma la fiducia l'ho data a quello che lui può ed è diventato, ma ho dato anche un'altra cosa che gli mancava, l'amore, capite? Allora lui si è visto amato e ha tirato fuori la parte migliore di lui. E quando noi abbiamo cominciato a scrivere questo libro, l'ho conosciuto in questa comunità e lui ha cominciato a raccontarmi la sua vita. Una cosa terribile, non vi dico perché tutto quello che c'è scritto lì, io dopo 2 giorni mi ha mandato in crisi, no? Perché è tanta di quella roba che poi leggerete, no? E allora gli ho detto: Giampaolo, metti per iscritto. Ma mettere per iscritto non significa scrivere un libro per celebrare quello che sei stato, significa scrivi un libro per far capire quello che non si deve fare ai giovani e far capire i tranelli e i trabocchetti del denaro, perché non è vero che c'è tutto, non c'è tutto. Perché io ho lavorato 30 anni in oncologia e vi dico: la salute non si compra, l'amore non si compra. Comprerete sicuramente una donna, i vestiti, le cose che una donna vuole da voi, ma l'amore non è in vendita, non lo comprerete mai. La donna non vi amerà per il denaro, vi amerà finché avete il denaro, poi basta, capito? Il denaro non serve a nulla. Serve per vivere, certo, serve un po'. Una macchina serve nel momento in cui voi potete far vedere quanto siete forti, siete bravi con questa macchina. Una Ferrari vuol dire lo status symbol, no? Ecco, questo significa, ma poi se si rompe non c'è più nulla. Quello che conta sono i valori e i sentimenti. Quelli non muoiono mai, quelli durano anche dopo che noi non ci siamo più, perché quello che noi lasciamo in eredità come valori e sentimenti, quelli i nostri figli non li potranno sperperare come sperpereranno le nostre case. Il valore, l'amore, voi lo passerete ai vostri figli e a loro volta lo passeranno agli altri. E io penso che questo, permettetemi di dirlo, sia l'inizio della vita eterna. La vita eterna nel sentimento, nell'amore che voi potete passare l'uno con gli altri. Per cui quando io ho visto Giampaolo ho detto: Giampaolo ora tirerà fuori il meglio di sé, e gli ho dato fiducia e amore. E oggi qui io lo devo ringraziare perché mi ha portato in questa bellissima avventura d'amore che mai mi sarebbe potuta succedere prima. Leggendo il libro tu racconti tutto questi anni dove l'attività come alla fine, arriviamo anche la droga, hanno fatto parte del tuo quotidiano. E ancora oggi però, almeno per come l'ho letto io, c'è ancora tanto fuoco, tanta rabbia nelle parole con cui hai messo giù questo piccolo, cioè, sento ancora come avessi un punto sospeso, cioè tu hai 30 novembre dell'anno scorso sei uscito dal carcere, non hai finita la tua vita, insomma, non è conclusa. No, non può essere conclusa perché gli anni di detenzione sono passati, quindi Ne hai fatti 36, quindi sono qui con voi. Dio ha deciso questo
quando ti affidi a Lui l'impossibile è possibile. Io oggi credo che io sono la prova vivente che anche con il male estremo che è stato, se tu vuoi, ritorni. Io dico sempre a tutti, i 36 anni di galera, questo è l'inferno. No. Io purtroppo ho iniziato da ragazzino e quindi ero un abitué alle patrie galere italiane, quindi non è stato il carcere che mi ha cambiato, la segregazione, le sofferenze. L'ho fatto, l'ho scontato, sono uscito. Ma il problema più grave, più grosso è quando che tu capisci cosa è stata la tua vita e quindi inizia lì la vera pena. L'ho detto spesse volte, lo dirò sempre fino a che avrò la forza di dirlo. La pena inizia dal momento che prendi consapevolezza di quello che è stato e quindi quello che accade a me, e quindi è l'ergastolo del rimorso, cioè, perché non puoi. Io stavo dicendo che 50 anni avrei capito, l'ho detto, sempre lo dico, però mi è stata data questa opportunità, quindi i magistrati hanno ritenuto che non ero più un pericolo per la società, però vi assicuro che è una pena che non finirà mai, perché se io penso a quello che è stato un tempo, i danni che abbiamo creato alla collettività, soprattutto con la droga, dovevo fare 300 anni di carcere. Dicevo una volta, abbiamo fatto più danni noi che il petroclinico di Marghera, perché, e qui un illustre giornalista poi vi spiegherà, abbiamo importato, con vergogna dico questo, centinaia di chili di droga, e quindi più male di questo cosa c'è? Non c'è, non che fare le rapine eccetera eccetera non sia male, è male anche quello, però lì abbiamo colpito la fascia più debole, i ragazzi. E questa cosa mi pesa estremamente perché so che abbiamo fatto delle cose immani, infami. Dico oggi con orgoglio, eravamo degli infami, e chi sa cosa vuol dire questa parola, per chi era nella malavita era la peggior parola. E io oggi senza vergogne dinanzi a voi dico eravamo degli infami maledetti. Ecco perché non c'è carcere che tenga. Io ho finito la mia pena, però ribadisco, la pena che ho dentro non cesserà mai. Quindi perché io vado sempre a parlare quando c'è molta gente per far capire che il peggiore, come io sono stato, può risorgere, parola grande, tra virgolette, e quindi cosa dire? Io ringrazio tutte le persone che mi stanno vicine, che mi danno molta solidarietà, e dico sempre, vi prego, restatemi vicino, perché credo di essere una risorsa per la collettività. Prima non lo sono stato, ma oggi credo di esserlo, e quindi io ho scritto quel libro del male. Certo, mi è stato detto più volte, ma perché hai scritto tutte queste cose? Perché era giusto che le scrivessi, perché? Per far capire che anche chi ha commesso quelle cose, e poi nel secondo, nel terzo, eccetera, eccetera, ci sarà ancora altro, può redimersi. E quindi io non mi stancherò mai di mandare un messaggio ai ragazzi giovani. Adesso io non vedo molto bene, sai l'età,
però mi rivolgo a chi è giovane e vi dico, proprio perché ho vissuto una vita del genere, vi scongiuro e vi scongiuro ancora, non scegliete mai la strada della delinquenza. Lo dico per voi, lo dico per il male che potete produrre agli altri. E ho detto l'altro giorno a Verona, al telegiornale, ho detto: se sei povero, dove è il problema? Non è da vergognarsi. Se questo è pazienza, però i valori, come diceva la Anna, io non la chiamo la signora Anna, questa è un angelo, la mia cara amica, i valori della vita sono ben altri. Si dirà, e tu ci hai impiegato tutti questi anni per capirlo? Sì, certo, purtroppo l'ho capito troppo tardi, ma si dice anche non sei mai troppo tardi. Ecco, questo è quello che voglio far capire. Quindi io ho scritto anche per i ragazzi perché voglio che mi ascoltino. Io ricevo centinaia e centinaia di telefonate, ragazzi che mi raccontano la loro storia, io mi incontro. Il vendere il libro non è il vendere il libro, il libro è un mezzo per parlare con la gente. Io non sono un venditore e quindi io voglio che vengano da me, perché voglio parlargli. Tanti ragazzi giovani mi vedono, arrivano, ecco il Doge. E a me fa male questo, fa molto molto male. Però quando vanno via non c'è più il Doge, ma c'è Giampaolo. E questa è una mia piccola, tra virgolette, rivincita. Ecco qual è il mio scopo di vita, è questo. A certe cose non c'è rimedio, io lo so, nessuno è obbligato a perdonarmi, questo lui solo mi ha perdonato, però io mi pongo agli altri e dico: insieme diamo amore alle persone che ne hanno bisogno. Ecco, questo è il mio pensiero, quello che oggi sono, pur sapendo che ho delle gravissime colpe e che non si potranno mai cancellare, mai. Se posso chiedere a Diego, tu hai girato il film e hai interpretato appunto José, sono una attimo della pellicola, nel 2011. Sì, esatto. Conoscevi la storia di Giampaolo Manca prima? No. Cioè, conoscevo poco la storia in genere, nel senso che io sono nel 1975 e negli anni 80, 80-90, avevo 10-15 anni, quindi se ne sentiva parlare al telegiornale, però ero un po' piccolo per informarmi, magari avevo altri interessi tipo i motorini o cose così, insomma, non mi informavo molto dei giornali, dei telegiornali. Ecco. Poi vabbè, quando c'è stato da fare il film, io ho scelto di non interessarmi della storia in sé, ma di seguire la sceneggiatura, perché era scritta molto bene, cioè le battute erano belle, era scritta bene, quindi valeva la pena lavorare su quello che c'era scritto là, insomma. Poi magari anch'io mi sono fatto una mia idea, mi sono costruito un po' di storia del mio personaggio, che in effetti ha qualcosa in comune con quello che ha raccontato Giampaolo, involontariamente, senza conoscerlo, insomma. Però ecco, per lo più ho lavorato sulla sceneggiatura, però non abbiamo conosciuto nessuno di quelli che erano realmente coinvolti, o sì, c'era anche il libro, erano stati scritti dei libri, ma ripeto, mi sono concentrato sulla sceneggiatura, secondo me è la cosa migliore, perché anche per motivi proprio tecnici di montaggio, le battute devono essere quelle in modo tale che si possano montare in campo. Visto che l'hai conosciuto quindi una settimana fa. Sì, sabato scorso. L'hai conosciuto una settimana fa. Siamo andati a fare un giro a Venezia, bella, una bellissima giornata. Sì, sì. Che impatto ti ha fatto? Forte, è una persona gentile, tranquilla. Emozionato? Eri emozionato? No, emozionato no, ero molto incuriosito, nel senso che intanto volevo parlare del film per capire se gli era piaciuto o meno, se era rimasto soddisfatto, e in più anche capire io se avevo fatto un lavoro corretto o meno, insomma.
è anche vero che per essere proprio sicuri sarebbe tornare con la macchina del tempo e conoscere il Giampaolo di allora e parlare con lui per capire se veramente ho fatto un lavoro fatto bene o meno, insomma, però questo è l'unico può dirlo lui e basta. E il pubblico, l'importante è che sia piaciuto, ecco sì, che il pubblico comunque si sia sentito trasportato dalle scene, eccetera. Anche troppo Giampaolo. Però è stato bello. Cioè, sono contento che ci siamo incontrati, è un piccolo sogno in un certo qual modo, nel senso che io lo dico, ma veramente lo dico spesso anche quando parlo di altri film. Mi era capitato un'intervista per un altro film e la persona che mi intervistava mi diceva qual è il film più importante che hai fatto. Io ho guardato il regista e ho detto ma con tutto rispetto, ma è Faccia d'Angelo. Stavo parlando di altro film, però è così, cioè perché Faccia d'Angelo è stato prodotto da Sky, quindi è andato in TV, l'hanno visto tutti. Io faccio un ruolo che è il secondo ruolo più importante come numerica di giorni di lavoro e già questa è un'altra cosa molto importante. Come ho detto prima, la sceneggiatura è scritta bene, le battute sono belle, le persone le imparano a memoria, ci sono persone che mi dicono le mie stesse battute, è una roba pazzesca, su altri film magari non ti capitano. E quindi è stata l'esperienza lavorativa più importante della mia vita ad oggi, sebbene ho fatto magari anche film che teoricamente sono più importanti perché hanno vinto premi internazionali o cose di questo genere, però nell'iconografia classica questo comunque è il film con cui vengo identificato, insomma, e anche il ruolo. Anche perché comunque con questo film avete aperto una breccia ma anche dolorosa col passato. Se vogliamo un attimo sentire Alessandro Ambrosini, che comunque ha fatto parecchie inchieste su questa organizzazione criminale. Alessandro, ma il Veneto ha chiuso con la mafia, con queste organizzazioni? Beh sì, allora il Veneto ha chiuso con la Mara, ha chiuso con quella che è stata poi definita, anzi è stata poi sentenziata come la prima mafia del nord Italia autoctona, al pari di mafia, camorra, 'ndrangheta. È finita, non è finito il fenomeno della mafia in Veneto, anzi bisogna dimenticarsi che il Veneto sia esule da queste problematiche, anzi lo vedrete nei prossimi mesi, sarà molto importante ciò che succederà proprio e riguardo proprio all'aspetto mafioso in Veneto. Però la Mara, sì, la Mara muore, non muore il suo capo, il suo capo che è un po' un capitolo a parte rispetto alla Mara. Io penso sempre che ci siano due forme di criminalità, c'è quella criminalità fatta dagli uomini della Mara del Brenta e poi c'è la criminalità di Felice Maniero. Sono due cose che secondo me a un certo punto si scindono, cioè prendono vie diverse. Lui è quello che avete visto, cioè continuate a vedere nelle interviste che fa con Saviano o con i giornali vari. Loro sono un'altra cosa, loro sono forse gli sconfitti numero uno di questa guerra che c'è stata. Gli sconfitti numero uno perché sono stati anche abbandonati, traditi, c'è stata tutta una sequenza di cose che anche dal punto di vista criminale ha un suo perché e ha un suo valore. Sono stati traditi da loro stessi, sono stati traditi dal loro capo, sono stati traditi anche in parte da una parte delle istituzioni che a un certo punto non hanno saputo, voluto dare un freno a certe loro azioni che hanno fatto.
bisogna sempre ricordarsi, le colpe vanno anche divise. Importante è riuscire a capire che non sono degli esempi, cioè gli uomini criminali di quel tempo, cioè il Doge o non so, penso non so allo stesso Maniero, a uno come Maritain, cioè non sono quegli uomini non sono esempi, sono esempi negativi di vita. Io è da anni che porto avanti proprio questa demitizzazione, a volte creata anche con fiction, come è stata anche Falsa d'Angelo, come è stata Romanzo Criminale, come è stata Gomorra. Io ho vissuto il Romanzo Criminale a Roma, dove sono stato 10 anni, per cui ho visto i danni incredibili. Qua in Veneto ci sono stati altrettanti danni, per fortuna un po' più contenuti. Su Gomorra non ne parliamo, però è importante capire che la storia, quella che possiamo vedere nei film, nelle serie, è veramente non romanzata, molto di più, molto di più. Io spero voi non abbiate mai visto un uomo morto, assassinato per terra. Spero non vi sia mai sentito, non abbiate mai sentito l'odore che proviene da quel corpo senza vita. Perché quella è la morte, quello è cosa che portava, che portano le situazioni di questo genere. E allora bisogna ricordarsi non per esempio le serate in discoteca, lo sbocciare, no? I soldi, no, ricordiamoci come è finito, come sono finiti quei criminali, a volte sul selciato, a volte come Giampaolo una vita in carcere con una pena che non finirà mai, perché il fine pena mai in primis è dentro di loro. Non è più l'immagine bella, baldanzosa del criminale, no, è lì, è disteso per terra magari, è disteso per terra. Io facevo l'esempio sempre del dandy di Romanzo Criminale, bello, spocchioso, pieno di soldi, e della realtà di come è finito Enrico De Pedis, che era il suo contraltare, nella realtà, disteso per terra vicino a una vespa, ammazzato dai suoi stessi sodali, cosa che è successo molte volte qua in Veneto, in una mala che era diventata un settore importantissimo anche per l'economia dello stesso Veneto, e forse per questo è stato lasciato operare un po' troppo a volte, e forse per questo che cercavano più di controllare che non prevenire o punire, fino a che a un certo punto il cortocircuito, la fame di soldi, di potere e tutto quanto quello che ci ripete. E questi uomini che hanno lasciato scie di sangue lunghe, non solo tra di loro, perché molte volte si dice vabbè, ma si sono ammazzati fra di loro. Finché si ammazzano fra di loro va bene, questo ovviamente non è un ragionamento, questo non è un ragionamento, perché nessuno è giudice di nessuno, e perché fondamentalmente
anche loro hanno fatto dei morti che non c'entravano assolutamente niente. E quindi la mafia, la mala del Brenta, la mafia del Brenta, anche se, vabbè, è un discorso lungo da fare, però, sulla mafia del Brenta, però la mala del Brenta è un brand che è finito, rimane solo un pagliaccio, c'è solo un pagliaccio, l'immagine di un pagliaccio, e quello, insomma, non serve neanche che dica chi è, però è solo un poveraccio, anche lui, un rubagalline ormai. Ed è finito a rubare, ed è finito a fallire per dei mobili non pagati, per 38.000 euro, il signore. Passo pure Giampaolo prima, continua a tornare un verbo, questo è per te anche importante, che è il verbo tradire. Aspetta, perché a me ha colpito molto che tu sei stato, quando avevi 17 anni, sei stato attocchiato appunto e tenuto un elemento valido da questo personaggio che non vogliamo più nominare, vabbè, è tornato a rubare le galline ormai, proprio perché tu eri uno che non tradiva chi avevi al tuo fianco ed eri quindi emerso come una persona valida, una persona su cui contare, però alla fine tu sei stato tradito. Come cos'è la legge del contrappasso? Cosa... No. Allora, l'ho detto altre volte, il tradire che tu sei o che facevi parte di una consorteria mafiosa, anche se non mi sento mafioso, mi sono di Venezia, però non sto merito questo, che sono mafioso. No. Il tradire, allora uno dice, vabbè, tu non hai tradito, quindi di fatto avalli il comportamento dei tuoi compagni, dei tuoi complici. Allora, nella vita il tradimento in generale, cioè nella quotidianità, nella normalità, senza essere un malavitoso, un ex, come mi reputo oggi, credo che sia una delle cose più brutte che ci possono essere. Lui, il più grande traditore, e quindi Giuda Iscariotta, che ha tradito, secondo me, no, senza secondo me, la figura, la persona più immensa che noi conosciamo, Gesù, è che è più forte di me. Io non ce la farei mai, perché se tu mi fai del bene, mi vuoi del bene, io come faccio a farti del male? Tu dirai, ne hai fatto di peggio, certo, però la parola tradire per me non ce l'ho fatta. Io avrei potuto uscire dal carcere dopo 5 mesi, come è successo a quel pagliaccio che conosciamo, però ho ritenuto che io devo pagare le mie responsabilità ed era giusto, consapevole, e quindi ma tu potevi fermare eventualmente chi aveva commesso dei gravi delitti, eccetera eccetera. Quindi in un certo qual senso avalli ancora il comportamento di certi che fanno del male, che fanno dei reati, però ragazzi, io sono questo, sono stato questo, è più forte di me, ripeto, io in parte ho pagato le mie malefatte, potevo uscire dal carcere in un paio di mesi, ho ritenuto di non farlo, perché io quando ero ragazzino mi accompagnavo questi ragazzi di strada, molta povertà eccetera eccetera, tra di noi era una famiglia, quella famiglia che io non avevo, e quindi
io uso anche molto il cuore. E io tradire quei ragazzi che erano con me, che hanno iniziato con me, ma no, mi sarei fatto buttare, scusate, dentro il tritacarne. Non è un insegnamento, lo so, lo capisco, che molti, o forse quasi tutti, dicono: no Giampaolo, tu dovevi collaborare e mandare la gente in carcere perché hai fatto del male. Ecco, una delle pecche che mi sono rimaste è questa. Non l'ho fatto, non lo farò mai, pago le mie colpe. E agli altri dico: c'è Dio, ci penserà Lui. È una mia, capisco che è una mia negatività, però io sono questo e ha detto bene l'illustre giornalista, sono stati traditi, abbandonati, eccetera, eccetera. Non è un codice della malavita, credetemi, è un codice di vita che è ben diverso. Qui c'è l'Anna che io quando parlo di lei, di quello che mi ha dato, ho sempre il cuore in tumulto, mi commuovo perché quello che mi ha dato l'Anna, io amo profondamente mio figlio, la mia compagna, un amore immenso, però quello che mi ha saputo dare lei, l'amore come ha detto lei, e quindi come potrei tradire l'Anna? E io oggi sono qui con voi, mettendo a nudo le mie fragilità, le mie difficoltà, perché non pensate che per me è durissimo ogni qualvolta che devo parlare col pubblico, ripenso ai tempi. Oggi ho fatto un'intervista con dei giornalisti di Milano, io sono tornato a casa ed ero ancora scosso, e ogni volta mi succede la stessa cosa, perché ormai ce l'ho dentro e io non riesco a perdonarmi, quello è il problema. Voi dite: ma se lui ti ha perdonato, come fai a non farlo tu? Io non ci riesco. E quindi, tornando al fatto del tradimento, avrei preferito morire in galera. È negativo? Probabilmente, agli occhi della gente è negativo, ma io sono questo. Su questo tradimento vorrei richiamare quanto detto prima e quanto ha detto Giampaolo, il senso di appartenenza, di accettazione, no? Non si può tradire, come ha detto lui, la propria famiglia. È questo il pericolo per i giovani, che la nostra famiglia diventi una banda, diventi un'associazione criminale, capite? Questo è il problema, questo senso, diciamo così, di onore o di non tradire, no? Ecco, questo qui significa trovare la coesione, l'accettazione che non ha trovato nella sua famiglia, e lui non l'avrebbe fatto mai. Chi l'ha fatto, in effetti, può darsi che non avesse nessun amore per la sua famiglia e passasse sopra anche a quello, capito? Allora io però dico che è sbagliato, però non si può dare una colpa quando sei già in questa famiglia criminale. Bisogna che la vera famiglia sia la famiglia, la società, quella, diciamo, sana, non che i ragazzi siano costretti a andare a farsi accettare dagli altri, e fare capire quali sono i veri veri che deve insegnare la famiglia. Io batto sempre su questo perché sono un'educatrice, e per cui io tendo che il messaggio che diamo questa sera sia che le persone non siano costretti a trovare un altro gruppo che li possa accettare. Quello che è successo a Giampaolo io lo capisco, però
ha creato comunque delle problematiche in più, ha impedito che fosse stato fatto dell'altro male, però giustamente lui dice io la mia famiglia non la tradisco, e la sua famiglia era questa, e come lui ci sono stati degli altri, non so, vogliamo citare Silvano Maestrello, vogliamo citare tanti altri. Loro tra di loro si amavano, avevano l'amore che non avevano trovato, e comunque lui idealizzava anche quelli della sua banda che non ci hanno messo un minuto poi a fare del male. C'era tra di loro una costruzione di quell'immagine familiare che non hanno mai avuto prima, capite? E non si può in questo caso allora tradire. Se posso chiederti, sempre legato a livello ambito familiare, tratteggi anche la figura di tua mamma, che a me ha colpito un passaggio del libro dove tu, se non ricordo male, ritorni dalla San Paolo. Uomo che esce fuori. Dai! C'era Emilio Fede avrebbe detto che figura, però io non mi vergogno di dire, cioè nel senso che io sono un essere umano come gli altri e quindi è normale, credo. Dai, Diego ti toccherà interpretare Giampaolo Manca quando piange. Auguro che ci sia tutta la complessità dentro, nel senso che la persona ha del buono e del cattivo qui, cioè, secondo me vederlo così come adesso ci dà un'idea di chi è lui realmente. Sì. Cioè, è giusto, secondo me veramente le persone sono buone e cattive, non è per fare del qualunquismo, ma è così. Lui prima parlava del tradimento, io sinceramente al posto suo avrei fatto quello che ha fatto lui, cioè, ma non perché qua è, ma perché sto pensando, se fosse capitato a un mio amico, un amico vero che conosco da 30 anni, cioè, ma io tradisco un amico vero da 30 anni? No, cioè, ma non per cattiveria, ma perché è un amico in effetti, ma è la stessa roba serve la famiglia, cioè, in effetti capisco quelli che magari hanno il figlio che fa una roba sbagliata e lo nascondono, cioè non puoi pretendere che la madre o il padre vadano a denunciare il figlio, magari possono stargli dietro perché non si droghi, quello sì, lo posso capire perché gli stai dando una mano, ma in effetti non puoi pretendere che i genitori ti consegnino il figlio, cioè è normale insomma questa cosa. Sarebbe auspicabile perché quando il genitore è a corrente che il figlio comunque Fa qualcosa di male, dici? Non so, credo sia difficile nel senso che se hai tuo figlio, cioè, o c'è stato qualcosa che ha rotto il rapporto prima, cioè, allora sì, ma se stai in buon rapporto... il buon nome va messo da parte, l'orgoglio va messo da parte perché si fa verso la distruzione del proprio figlio. Bisogna agire in questo senso, secondo No, me. non ho figli, ma credo che ogni genitore si butterebbe nelle fiamme per qualsiasi motivo, non ho figlio. Poi non ho figli, ma... No, cioè buttarsi nelle fiamme va anche bene, ma consentire, cioè, o lasciare che il tuo figlio stia andando verso una strada che di buono non ti dà nulla. No, io dicevo un'altra cosa, allora cercare sicuramente di indirizzarlo nel modo migliore, ma non puoi pretendere che venga il padre a portartelo dai carabinieri, questo non credo che nessun E padre... sarebbe anche auspicabile di fronte a certi soggetti, credo. Ah, sono d'accordo, dico solo che non lo so se... Parlo a livello qua del territorio, non so se io lo farei. Dico, cioè, la storia si ripete sempre che comunque qua le azioni si ripetono, cioè ogni gioventù ci sono certi genitori che secondo me, a parte che certi genitori veramente cascano dal pero a volte e si trovano quello è un probabile. figlio modello in casa e fuori. Ti cade la vita in mano, Sì. certo, ti crolla la vita, sono d'accordo. Dico solo che in quelle situazioni là si spera sempre di non trovarci mai, innanzitutto, ma poi non so come risponde il cervello, perché razionalmente uno dice sì, lo faccio, però poi nel concreto voglio proprio vedere uno se... Tu Anna cosa ne pensi? Io penso
chiederlo perché io sono un'educatrice, non posso dire diversamente da quello che dirò. Secondo me un genitore ha il dovere di prendere dei provvedimenti seri verso le problematiche dei figli. Ha il dovere, anche se non ce la fa, si deve far aiutare, si farà aiutare dai servizi sociali, si farà aiutare da qualcuno, però deve prendere dei provvedimenti, non deve permettere che il figlio vada nelle difficoltà ancora di più, perché poi la strada è irreversibile. Se uno ha un figlio che si droga, non si può chiudere gli occhi, perché tanto prima o poi, se si chiude gli occhi, lo puoi trovare morto sulla strada per overdose. Hai fatto il bene o hai fatto il male del tuo figlio? Sta a voi giudicare. Se un figlio è un delinquente che va in giro, ruba e fa rapine, prima o poi verrà sparato. Dopo cosa dite? Piangete perché la persona piange, perché il figlio è morto, non dovevano proprio sparargli, potevano arrestarlo. No, perché quella è la strada che si è scelta. Cioè un genitore deve fare delle scelte anche difficili. Però, come dice Diego, è giusto, non ci si deve arrivare a trovare in queste situazioni, si deve arrivare prima, molto prima. Perché la famiglia in quel momento è la sua famiglia, cioè il tradimento non è del genitore, perché non è già, il tradimento in realtà è della famiglia criminale. Cioè, per cui non vale più il tradimento del padre o della madre, ha un'altra connotazione secondo me. Il tradimento vero per un criminale è quello del suo soldato. Sì, sì, sono d'accordo. Per cui è una famiglia che si cioè, è un'altra. È diversa perché poi dice tu sei come me, voglio dire, tu che diritto hai di tradirmi che sei come me. Mentre un genitore comunque, ricordate, che il figlio comunque se un genitore lo tradisce, nel senso che lo denuncia, lo porta dai carabinieri, alla fine prima o poi capirà l'hai fatto per il mio bene. Mentre se uno tradisce della banda dice no, tu l'hai fatto per farmi del male, a me mi hai mandato in galera 30 anni e tu giri e bazzichi fuori, è diversa la cosa, no? Un genitore ha il dovere, secondo me, di prendersi cura dei figli da piccoli. Non arriviamo che poi a 18 anni non c'è mai stato un colloquio, non ci si parla mai tra genitori e figli e alla fine dice mio figlio è quello che è. La colpa non è mai dei figli, è di un genitore che non ha saputo vedere i segni o che si fa finta di non vedere i segni, che ci si nasconde. Ci sono i segni che dicono le difficoltà dei figli, qualsiasi segno, perché se un ragazzo ha i soldi e non gli dà nessuno, scusate, da dove li prende? Un genitore se lo deve chiedere, no? Non puoi dare la colpa poi al figlio, allora subito si va a capire, no? Ma da piccoli ci sono i ragazzini che a 10 anni già rubano. Io ho avuto un ragazzino in affidamento che rubava dal tabaccaio, aveva 7 anni, ok? Se non si comincia lì, allora io cosa ho fatto? Adesso ve lo racconto così tra di noi, tra amici. Gli ho dato 4 bacchettate di flauto sulle mani e dopo lasciavo tutti i soldi per casa, non ho toccato più niente, capito? È brutto dirlo, però bisogna educare i figli. E dopo i modi non sarà da Maria Montessori le bacchettate, però me lo dice sempre, quella sonata di flauto è stata la migliore della mia vita, perché era un flauto che gli avevo bacchettato, capite? Quanti anni hai vissuto in questo anno? Cosa hai vissuto? Come l'hai vissuto? Allora, intanto dico anch'io quello che sto vivendo in questo momento, però la cosa importante è di ho paura di svegliarmi, che sia un sogno, perché sono rinato ed è emerso quello che probabilmente è sempre stato. E questo anno, certo un anno, il 13 è già passato, sì oggi cos'è 15? Ho
ho compiuto 1 anno e 2 giorni, li porto che male perché avete visto. Però sono travolto da tutto questo. E le emozioni sono tantissime, non mi fermo mai un attimo. Cos'hai voglia di mangiare la vita adesso? Ma no, non è quello. Io l'ho vissuta anche in carcere. Ho vissuto, ma sì, ho vissuta in un certo modo, con tutte le restrizioni. Voglio recuperare, non la vita che ho perso in galera. E poi quella è andata via. Voglio lasciare un segno, voglio che si ricordino di me non solo per quello che è stato, ma per... Come hai messo a scrivere il libro? Ma sono stato 1 anno in cella circa, più o meno. Il direttore mi ha concesso perché le celle singole si hanno solo nei carceri speciali, quindi segregazione totale, 2 ore al giorno. Quanti anni fa? Ah no, tu... Quindi io di questo sono stato circa 12 anni in carcere, in cella da solo, quindi. E comunque il direttore di Rimini mi ha dato questa opportunità, sapeva del mio progetto, sapeva che avevo iniziato il lavoro con la signora Anna e quindi sono stato 1 anno in cella, cioè 1 anno in cella, nel senso mangiavo poco, l'aria niente, e lì ho iniziato a scrivere, ho scritto di getto. Io ancora oggi quando leggo il mio libro, il mio racconto, perché io non sono uno scrittore in maniera più assoluta, è stata una medicina, però molto blanda, perché ogni volta che lo leggo mi commuovo. Delle notti sono magari le 4, le 5, lo apro, vado in qualche capitolo, mi commuovo sempre. Mia moglie mi dice basta Giampaolo, ma non è facile perché lì c'è la mia vita, e che vita, quindi... Adesso tu questa vita, sta parentesi, per fare, la vita è servizio per il bene invece. Sì. Quindi adesso sia te che Anna sposerete, sosterrete un progetto con il ricavato del libro. Dei libri. Esatto, con la Tutti. anche i futuri. Certo. Ma quando usciranno i prossimi? Ma io credo che il secondo, penso a marzo, non prima. Ci sono stati dei problemi a livello distribuzione nazionale, quindi... Se ci puoi dare un anticipo, il secondo libro, che fascia, Anche quello sarà un libro duro, perché ho scritto circa 3000 pagine, non so poco. Avrei dovuto fare un'enciclopedia, nel senso che... Però era riduttivo scrivere della mia vita 378 pagine. Cioè, ho buttato fuori tutto. Era un grido, ascoltatemi. Secondo me è stato questo. Capitemi, perdonatemi. E ho scritto di getto, con molta difficoltà, perché ho fatto la quinta elementare, quindi questo, cioè io non sono uno scrittore, voglio che la gente capisca che non troverà dei paroloni importanti, eccetera, eccetera. Però io credo che, detto dagli altri, non da me, c'è anche molto cuore, non c'è solo il male. E la gente mi ha capito, e chi l'ha letto mi vuole ancora più bene. Adesso tu con questo libro andrai ad aiutare delle Sì, persone no. fragili, dei bambini. Certo, allora noi ci auspichiamo, sappiamo che è difficilissimo, e vi dico anche perché è difficile. Sembra quasi che io dia fastidio